God Save the Wine, siamo a Roma con Simone da Tenuta Novella, un'azienda biodinamica nella zona del Chianti Classico, un piccolo tesoro da scoprire che ci fa molto piacere portare in giro con God Save the Wine, anche perché questi vini hanno un'impronta territoriale molto particolare, ma un gusto che anche stasera ha avuto, mi sembra, un grandissimo impronta, soprattutto che noi abbiamo conosciuto Tenuta Novella con il Chianti Classico, Casa di Colombo. Siamo trovati di fronte oggi a queste etichette molto particolari che cosa incarnano, e diciamo mi sembra anche che vadano un po' nel filone che va ora post-Covid, in questa ripartenza. Sì, allora intanto grazie Andrea, ciao a tutti. E allora, come vini chiaramente noi nel Chianti Classico è il vino che produciamo principalmente, però abbiamo voluto divertirci un po' a fare dei vini un pochino più facili da bere, e quindi ecco l'idea è di fare questa linea con cui siamo usciti con l'annata 2019, la nostra prima certificata in biodinamica con Biodivan. E quindi ecco l'idea era di fare dei vini molto fruibili, da bere subito, fruttati, freschi, senza legno, certo. Quindi che è un po' quello che la gente richiede ora, no? Adesso siamo in giugno, ci hanno appena liberato, quindi ecco questa Sambrena. Che vuol dire Sambrena? Allora, Sambrena è il nome del passo praticamente su cui siamo noi siamo tra i 500 e i 650 metri, è il nome del passo praticamente che divide il Chianti Classico dal Valdarno. E quindi abbiamo voluto in un certo senso usare questo nome un po' iconico per questa gamma, questo nome comunque che rappresenta un po' anche Tenuta la Novella. Una novella che è appunto proprio un'azienda a metà fra Valdarno e Chianti Classico, quindi ha delle influenze di questo e quell'altro. Questo è Sangiovese, esatto. Quindi che della zona del Chianti Classico tira fuori comunque queste note bellissime floreali, questa nota agrumata e più questa acidità bellissima che deriva un po' anche da condizioni climatiche. Certo, l'altitudine sicuramente è qualcosa che si sente molto nei nostri vini, e anche la maniera che abbiamo di affinare il vino, di vinificarlo, tende proprio a far uscire il nostro terroir ad altitudine. L'altitudine che quindi Sangiovese, Chianti Classico, però poi c'è un vitigno in particolare che a te piace particolarmente, esatto, su cui ci hai investito molto. Esatto, diciamo che da noi ha trovato la Syrah un po' una seconda casa, e abbiamo quindi questa vigna a 650 metri che è proprio fuori dalla denominazione Chianti Classico. Siamo su 2 ettari di galestro e del materiale vegetale proveniente dal Rodano, da Cotroti, che è stato piantato a 7000 ceppi ad ettaro da noi, e che quindi tira fuori questo vino veramente che a me piace molto, ma poi deve piacere a tutti. Però l'idea è di fare comunque qualcosa di molto complesso, sempre restando sulla freschezza e la bevibilità. Ecco, la Syrah, come la chiamate voi amanti del Rodano, cosa gli dà in più il Chianti Classico, il territorio, rispetto a quella che normalmente uno pensa in Toscana? La Syrah normalmente viene vinificata in grande estrazione, rotondità, qui invece è un concetto molto diverso. Esatto, senz'altro. Allora, la Syrah, chiaramente essendo un vitigno settentrionale piantato al sud, quindi in Italia, ha un'epoca di maturazione molto più precoce. Il fatto di piantarla in altitudine a 650 metri chiaramente permette di allungare la maturazione, e noi la andiamo a raccogliere sempre tra fine settembre e inizio ottobre, e quindi riusciamo ad avere comunque una bella complessità senza andare nel banale vinone caldo alcolico. E chiaramente poi il galestro su cui è piantato ha delle somiglianze con il Rodano, quindi Cotroti sappiamo tutti che ha una parte di scisti, quindi di galestro, e una parte di graniti. Effettivamente è bello sentire queste note Rodano interpretata alla toscana in maniera veramente originale, e direi molto più vicino anche al Rodano di quello che siamo abituati a sentire dalle nostre parti. Quindi grazie Simone, complimenti. Grazie Andrea, grazie a tutti.